Un protocollo per garantire maggiore sicurezza sul lavoro nel settore edile, nonostante ci siano ancora troppi vuoti normativi. Lo hanno sottolineato gli addetti del settore che si sono confrontati a Sassari. Nicola Accardo. È già tempo di bilanci per il protocollo di intesa stipulato tra l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e le casse edili della provincia di Sassari. Un tavolo tecnico denuncia le lacune normative nei confronti della sicurezza sul lavoro e propone soluzioni. Principale problema: non esiste un obbligo di legge che consenta ai contratti collettivi stipulati tra sindacati e datori di lavoro di avere una rappresentatività preponderante. Chiunque può stipulare contratti collettivi anche senza la comparativa maggiore rappresentatività, determinando condizioni economiche all'insegna della concorrenza sleale che possono essere per l'imprenditoria meno etica, meno sana, attraenti da seguire. È stata una ripresa del settore delle costruzioni, ma con essa anche un aumento degli infortuni che le parti però stanno contrastando, e chi però è all'interno del sistema bilaterale noi notiamo che ha meno infortuni di chi è fuori il sistema bilaterale. Nel convegno ospitato dalla Camera di Commercio si è parlato anche dell'importanza della formazione per instillare nei lavoratori la cultura della sicurezza. Inizialmente veramente era il lavoratore il primo ostacolo. Fargli capire che quello che si faceva per la sua sicurezza è stato un lavoro importante, e questo noi lo stiamo facendo comunque sempre di più, e abbiamo visto che comunque il lavoratore oggi recepisce in maniera molto diversa, è molto più sensibile a quello che è la sicurezza, perché proprio spesso non ci si rendeva conto del pericolo.